La Carnia, tra le montagne del Friuli Venezia Giulia, nasconde angoli di natura selvaggia che, pur trovandosi a pochi chilometri dai paesi abitati, sembrano appartenere a un mondo completamente diverso. Uno di questi angoli è la Forra del Vinadia, un canyon scavato nei millenni dall'acqua nella roccia calcarea, nel cuore delle prealpi carniche. Oggi percorreremo l'anello completo, scenderemo nel ventre della Forra, attraverseremo i suoi tratti più spettacolari e rientreremo risalendo lungo il torrente Picchions. Un itinerario adatto a escursionisti esperti, capace di regalare emozioni difficili da dimenticare. Raggiunta Villa Santina, si segue la strada in direzione Lauco e Vinaio, dove lasciamo l'auto nell'ampio spiazzo disponibile vicino al ponte sul torrente. Vinaio è una piccola frazione del comune di Lauco, adagiata sull'altopiano a circa 800 metri di quota. Dal parcheggio ci incamminiamo ripercorrendo a ritroso la strada fatta in auto per arrivare fin qui, risalendo verso l'uscita del paese. Il punto di partenza del sentiero è ben segnalato. Nei pressi di una cabina di trasformazione elettrica troviamo tabelle e indicazioni esaustive sul percorso. Prima di addentrarci nella Forra, è importante leggere attentamente queste indicazioni e tenere a mente alcune norme fondamentali di sicurezza. Il percorso è sconnesso e a tratti impervio. Sono obbligatorie le scarpe da trekking con suola antiscivolo e contenimento della caviglia. Il rischio maggiore è lo scivolamento. Consigliati i bastoncini per mantenere l'equilibrio. All'interno della Forra non è presente segnale telefonico, quindi si sconsiglia l'escursione in solitaria. È inoltre fondamentale non avventurarsi nel canyon nei periodi successivi a copiose precipitazioni, poiché la portata del torrente può variare in modo repentino e pericoloso. Il sentiero scende deciso in direzione del torrente, tra massi, radici e rocce levigate dall'acqua. Le pareti si alzano progressivamente, ancora parzialmente coperte dalla vegetazione, che accompagnerà il percorso per questo primo tratto. Camminare qui richiede attenzione continua. Ogni passo deve essere valutato. Le mani sono spesso necessarie per mantenere l'equilibrio. Questo tratto di Forra è il risultato della confluenza di due corsi d'acqua principali che incontreremo lungo il percorso, il Rio Vinadia e il Rio Picchions. Le loro acque, con la loro azione erosiva incessante, hanno scavato nei millenni questo sistema di gole nelle rocce carbonatiche del Triassico medio superiore. Rocce che hanno dunque un'età compresa tra i 230 e i 210 milioni di anni. Raggiungiamo il fondo della Forra, dove l'ambiente cambia ulteriormente. Le pareti sono ora altissime e si ergono imponenti ai nostri lati. È qui che ci fermiamo per indossare il caschetto. Da questo punto in poi la protezione della testa è fondamentale in presenza di rocce instabili e pareti ravvicinate. Qui il terreno è caratterizzato da una roccia liscia e scivolosa, che richiede fin dai primi passi la massima attenzione. Si prosegue seguendo i bolli triangolari rossi e le tabelle che segnano il percorso. Il sentiero si allontana dal corso dell'acqua e piega verso la parete della Forra, guidandoci tra la roccia in un ambiente sempre più serrato e suggestivo. Proseguiamo e dopo pochi minuti ci troviamo di fronte a uno degli spettacoli più straordinari di tutta la Forra. Un imponente monolite di roccia che si è staccato dalla parete sovrastante e si è adagiato sulla parete opposta, creando una sorta di arco naturale che sovrasta il canyon. Passarci sotto è un'esperienza che lascia senza parole.
Ci si sente infinitamente piccoli di fronte alla potenza e alla scala dei fenomeni geologici che hanno modellato questo luogo. Appena superato l'arco naturale, il percorso presenta un salto verso il basso che richiede di arrampicare a ritroso con attenzione. Un punto tecnico che, per la sua delicatezza, avrebbe beneficiato dell'installazione di qualche ausilio alla progressione, che purtroppo non è presente. Superato il salto, il percorso continua su un greto roccioso dove l'acqua scorre direttamente sotto i nostri piedi, tra le pietre levigate e le pozze cristalline. Bisogna procedere con cautela, scegliendo con attenzione dove appoggiare ogni passo, ma la bellezza del luogo ripaga ampiamente ogni sforzo. L'acqua è limpidissima e la sua temperatura, praticamente costante tutto l'anno, intorno ai 10 gradi, ricorda quanto questo canyon sia un ambiente a sé, quasi separato dal resto del mondo. Ed è proprio in fondo a questo tratto che si apre davanti a noi la cascata del Piceance. L'acqua precipita con fragore dalla roccia, alimentando una pozza profonda ai suoi piedi, in un contrasto fortissimo tra il movimento dell'acqua e la staticità silenziosa delle pareti. Proseguendo lungo il percorso raggiungiamo un bivio. Da qui si può continuare il giro ad anello, oppure deviare verso la forra. Noi prendiamo questa seconda direzione, per andare ad osservare l'inizio del tratto più stretto del canyon. La deviazione richiede fin da subito attenzione. Bisogna avanzare balzando tra i massi del torrente, in un tratto che di per sé mette alla prova l'equilibrio e la concentrazione. Alla fine di questo passaggio ci troviamo all'imboccatura della forra stretta. Guardando verso l'interno, si intravede un canyon che si chiude su se stesso, con pareti praticamente verticali che lasciano appena lo spazio per procedere. Questo tratto non è percorribile senza attrezzatura specifica da canyoning. Casco, imbrago, cordini di sicurezza e, soprattutto, la disponibilità a immergersi completamente nell'acqua gelida per tratti che possono richiedere anche di nuotare. Torniamo quindi sui nostri passi fino al bivio, dove riprendiamo il percorso ad anello. Dal bivio prendiamo la direzione che risale lungo la sponda orografica sinistra del Vinadia, riportando verso il paese di Vinaio. Il sentiero si fa da subito piuttosto ripido, richiedendo un certo impegno fisico per guadagnare quota. La fatica viene però ricompensata dalla panchina che troviamo poco più avanti, posizionata in un punto privilegiato. Da qui si gode di una vista straordinaria sul punto di confluenza dei due torrenti, con la cascata del Piceance che si intravede sullo sfondo. Ripreso il cammino, il sentiero continua a salire ripido, guadagnando quota fino ad appianarsi gradualmente. Si raggiunge così la quota del bordo superiore della forra. Da qui il sentiero scende gradualmente fino a raggiungere il greto del torrente Piceance, dove riprende il percorso di rientro verso Vinaio. La segnaletica è presente e visibile, ma il percorso evidenzia in più punti la mancanza di manutenzione ordinaria. Alcuni passaggi obbligati sono ostacolati da rami caduti e vegetazione, che costringono a rallentare e a cercare il modo migliore per proseguire. Nulla di insormontabile, ma certamente un elemento che penalizza la fruibilità del sentiero. Rispetto alla forra, l'ambiente si apre e il passo si fa più disteso. Il torrente ci accompagna con il suo rumore costante e i segni dell'erosione fluviale continuano a raccontare la storia geologica di questo territorio. Tavole rocciose curiosamente levigate, anfratti scavati dall'acqua, depositi di ghiaia modellati dalle piene.
Raggiungiamo il ponte sulla strada comunale di Buttea. Questo è un punto importante da ricordare. Il ponte rappresenta una via di fuga dal percorso, una possibilità di rientro rapido a Vinaio in caso di difficoltà, stanchezza o cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche. Chi dovesse trovarsi in difficoltà prima di completare l'anello può sfruttare questa uscita. Noi proseguiamo oltre il ponte, continuando lungo il greto del torrente. Più avanti il sentiero esce dal greto e inizia a risalire attraverso un passaggio attrezzato, dotato di cordino e gradini metallici, che permette di superare il dislivello in sicurezza. Si entra poi nel bosco, fino a raggiungere una radura dove la segnaletica si fa scarsa. In questo punto è sufficiente mantenere la direzione di marcia seguita fin qui, senza deviazioni significative, per ritrovare naturalmente il sentiero che riporta a Vinaio. Eccoci di nuovo a Vinaio, nella quiete di questa piccola frazione montana. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime uscite tra le montagne del Friuli Venezia Giulia. Alla prossima!